Adesso se noi volessimo iniziare appunto come comunità, chiediamo al nostro parroco che ci autorizzi, dico, non so, dico, va benissimo che la coppia o le 2 coppie o le 3 coppie che sono di seguito più preparate iniziano e allargano e aprono la porta al loro casa, quindi potremo partire volendo. Sì. Iniziate però un consiglio, magari diamo ai parroci, iniziate dal piccolo, Sì. non partite con 60 comunità, ecco così, partite con 1, 2. Sì, questo consigliano di partire insieme o già divisi? Cioè la coppia. Se fanno 2 comunità, 6-7 persone. Prima diceva che potremmo partire anche insieme e poi pregare tutte le persone da invitare, mi sembra, no? Sono 20 persone. No, 3 coppie. Sì. Mettiamo, 6 quelli che decidono. La cosa più bella credo sia comunque non proprio solo coppia, Quello per partire ok. che ci sia anche qualche altro, altrimenti è difficile. Se no dopo vi etichetta. Esatto, è il gruppo coppie, perché devo venire a essere solo coppie? Uno si sente estraneo, se invece partiamo con un fidanzato piuttosto che una persona separata, una vedova, un vedovo, non lo so, delle altre persone, anche un religioso, una religiosa. Pensate che a Bovolone quando sono partite le 12 quando sono partite le 12 comunità a Bovolone, abbiamo fatto 12 comunità, 12 CFE di adulti e c'erano 2 CFE giovani, perché la mentalità era quella di dire beh, i giovani è giusto che condividano a modo loro, gli adulti nel loro modo. Poi è successo che in un'occasione, che non ricordo più quale, è stato deciso di smistare, di far andare tutti i giovani delle 2 comunità a condividere una CFE degli adulti. Ed è stato bellissimo. L'abbiamo avuto anche noi, abbiamo accolto anche noi un giovane, è stato bellissimo, a tal punto che i giovani stessi sono andati dai parroci e hanno chiesto proprio la cortesia di non far più CFE giovani, ma di poter partecipare con noi adulti. Giovani cosa vuol dire come età? Nel senso l'età minima più o meno? Giovani vuol dire 18 anni, dai 18 anni ai 25, ecco. Okay. È stato talmente bello perché è far famiglia, e se ci pensiamo la famiglia è composta dal bambino, se guardiamo un attimo la famiglia allargata, al nonno, no? Quindi è una ricchezza, un dono reciproco anche questo. Invece quello che diceva lei dei sacerdoti, no? Possono partecipare alla comunità. Io avevo avuto un sacerdote in pensione, cioè non svolgeva più il suo compito, ha chiesto. Qui veniva, ma era uno di noi, il sacerdote della parrocchia sarebbe diverso. Don Renzo non ha mai partecipato a una CFE. Perché questo? Uno, perché il rischio è che diventi lui il centro. Ok? E invece è bello, insomma, è bello poter sentirsi tutti tra virgolette allo stesso livello, ma comunque tutti parte di questa grande famiglia. L'altro motivo è che il fine, ricordiamocelo sempre, della comunità è quello di evangelizzare e quindi di avvicinare chi è lontano dalla fede. Se chi è lontano dalla fede viene in una comunità e si trova il sacerdote, scusate, ma ti può anche dire non fa per me. Invece poi l'avvicinamento in parrocchia, che è l'obiettivo ultimo della comunità, quindi l'incontro con Gesù in Eucaristia nella messa domenicale, viene con calma, viene con il tempo, e c'è anche l'avvicinamento con il parroco, con il sacerdote.